Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi è il 23 di marzo e abbiamo come ospite Giuseppe Curto, arbitro di Serie A di pallavolo e arbitro internazionale di beach volley. Ci focalizzeremo sui processi decisionali, fondamentalmente sul capitolo 2. Okay? E ci aiuterà, noi abbiamo visto diverse forme di razionalità decisionale e diversi strumenti per affrontare le decisioni in contesti caratterizzati da più informazioni, meno informazione, più pressione su chi deve prendere una decisione o meno pressione. Nel caso specifico delle decisioni arbitrali, la cosa interessante è legata al fatto che chi fa questo mestiere deve decidere in tempi rapidissimi. Innanzitutto grazie per questo invito, naturalmente, perché ne sono onorato. Sono più emozionato che andare a fare una partita con 6.000 spettatori che guardano e giudicano, perché l'arbitro viene sempre giudicato. E a proposito, la citazione, non so se magari qualcuno l'ha riconosciuta, perché è un grande allenatore di calcio. Se vuoi fare una brutta figura, parla con gli arbitri, scoprirai le tue debolezze di carattere. Ed è vero, perché purtroppo siamo un po' ostici, spesso, ma perché dobbiamo prendere delle decisioni, e quando prendi delle decisioni non sempre siamo apprezzati, come hai detto prima. E il grande personaggio è Vujadin Boskov, che tutti conoscono sicuramente. Un'altra bellissima citazione sugli arbitri è questa, che anche qua magari invito qualcuno a scoprirla prima di rivelare, insomma, chi è l'autore. Accettare di perdere significa saper perdere, invece nei comportamenti prevalenti c'è sempre un colpevole, c'è sempre un motivo. L'arbitro, il tempo, il fuso orario. Saper perdere significa non dare la colpa a nessuno, non dire niente. E questa è una persona che ha parlato molto di alibi, ed è appunto Julio Velasco, che è stato allenatore anche della nazionale italiana, adesso collabora ancora con la Federazione Italiana Pallavolo, ed è sempre una nostra fonte di ispirazione, è venuto anche spesso a delle riunioni di arbitri. Allora, chi sono? Vabbè, innanzitutto tutti nel mondo della pallavolo mi chiamano Beppe, in realtà anche nella vita ormai, perché è un nickname che mi hanno dato nel mondo della pallavolo e ormai è comune, insomma, anche nella vita. Fra 6 giorni compio 44 anni, giusto per ricordarmelo, perché a me O per ricordarlo a me? No, a me sembra sempre di essere 19enne, come detto prima, ma non lo sono più purtroppo. I capelli bianchi si vedono. Sono sposato con Alessandra, felicemente ho messo tra parentesi, ma in realtà potrei anche toglierle le parentesi. E abbiamo 2 splendidi bambini, Samuele e Matteo, di 10 e 8 anni, anzi di 8 anni e mezzo, come ti dicevo ieri, anche se lui dice che ne ha ancora 8. Sono nato a Trieste, vivo a Gorizia dalla nascita, e la mamma è napoletana e il papà è siciliano, quindi diciamo che rappresento abbastanza bene la cultura italiana, insomma, da sud a nord. Come lavoro, perché lavoro anche, contrariamente a quello che pensano molti, non faccio solamente l'arbitro, sono un agente di commercio dal 2005. Diciamo che ho sempre lavorato nel mondo della telefonia, come ben sai. Da un bel po' di anni, ormai da una decina d'anni, lavoro per Vodafone nel comparto business. Ok, adesso perché hai deciso di fare l'arbitro, motivazioni che avevi e soprattutto perché hai cominciato da giovane. Allora, noi, se vi ricordate, abbiamo fatto tutti i modelli sulla motivazione, giusto? Allora, parlare di motivazione quando parliamo di lavoro imprenditoriale o manageriale ci viene quasi intuitivo, giusto? Allora, qui uno dice, ma la motivazione a fare l'arbitro, che abbiamo detto più volte porta con sé una serie di tematiche che non so, diciamo, o delle posizioni che a 19 anni non è facile sostenere. Vai, motivazioni che ti hanno spinto. Motivazioni. In realtà, come tantissime attività, si iniziano per caso. Il mio caso si chiama Danilo, che tu forse ti ricordi. Danilo è un mio amico che giocava a pallavolo, e quando avevamo 19 anni io ho smesso di giocare a basket. Una sera mi disse: ma cosa fai il venerdì sera?
Dico niente, insomma, la mia squadra si è sciolta purtroppo e quindi, come sai, sono libero, insomma. Lui mi ha detto, guarda, io sto andando a fare il corso di arbitro di pallavolo. E insomma, io l'ho guardato come per dire, sì, perché dovrebbe interessarmi? Ci gioco a pallavolo, ma a livello amatoriale, a scuola, quale dovrebbe essere la motivazione per andarci? Insomma, ho iniziato il corso e in realtà mi è iniziato subito a piacere, perché le regole e il dover... io nella vita ho sempre vissuto con delle regole e mi piace molto anche giocare con delle regole ben chiare. E quindi probabilmente ho iniziato ad appassionarmi, insomma, no, a questo mondo, lezione dopo lezione. E abbiamo iniziato assieme con Danilo, quindi c'era stato proprio un discorso di amicizia, ad arbitrare anche assieme. Quindi il primo anno, il secondo anno, il terzo anno l'ho fatto completamente insieme a lui. Ed era un'attività divertente in realtà, perché oltre all'arbitraggio, che all'inizio naturalmente non mi veniva così bene, c'era tutto il contorno, no? Quindi il pre-partita, il post-partita e poi il confronto del lunedì sera, perché il lunedì sera ci trovavamo tutti assieme per discutere delle partite arbitrate. E quindi da lì piano piano ho iniziato veramente ad innamorarmi di questa attività, di questo sport che già mi piaceva, che seguivo, insomma, no? A me piace molto lo sport in generale, quindi seguo veramente tantissimi sport e mi sono appunto appassionato, innamorato e sono andato avanti piano piano. Le motivazioni in realtà poi sono state quelle per rimanerci dentro questo mondo, perché non è tutto rose e fiore, no? Perché finché vai col tuo amico ad arbitrare è tutto bello, ma quando ci vai da solo in un campo giovanile dove ci sono tutti i genitori con il coltello fra i denti che ti urlano di tutto, non è proprio simpatica, insomma, come attività. Okay. Ok, concettualmente una cosa che hai detto interessante, tu dici io vivere in un contesto di regole non mi mette a disagio. No, anzi. Mi piace il fair play, mi piace la correttezza e mi piace che vinca sì il migliore, ma all'interno delle regole. Non mi piace chi tenta di aggirare le regole in modo tale da vincere, insomma, in qualsiasi maniera. Questo diciamo che per me è un disonore, insomma, quindi per quello mi piace Ok, stare all'interno delle regole. ok, benissimo. E immagino che anche la pallavolo, fino a che sia anche uno sport nel quale è più facile vedere un comportamento che non è conforme alle regole, o sbaglio? Sì, e c'è una rete di mezzo, Ah, quindi è uno sport non di contatto, dove i comportamenti devono essere sempre corretti nei confronti di tutti. Questa è una cosa a cui tengo molto quando faccio i corsi ai giovani arbitri, perché è vero che si parla sempre, no, dell'arbitro, si dice ok, l'arbitro non deve essere insultato, l'arbitro deve essere rispettato, ma in realtà il regolamento prevede che qualsiasi tipo di comportamento, naturalmente non consono, venga sanzionato indipendentemente alla persona a cui è stato fatto. Quindi se un atleta se la prende con un suo compagno di squadra, ad esempio, cosa che per esempio in altri sport non viene sanzionata spesso, nella pallavolo la sanzione è la stessa, identica. Quindi se mandano a quel paese, se un giocatore manda a quel paese un suo compagno di squadra, viene espulso in ugual maniera come se avesse mandato a quel paese l'arbitro o uno spettatore o un avversario. okay. E quali sono le principali skill o competenze che servono a fare gli step di carriera? Capitolo 2. Chiaro? No? Bene, vai. La prima che direbbero tutti, secondo me, è la vista. L'arbitro ci deve vedere bene. Sembra una cavolata, ma in realtà è fondamentale, no? In realtà noi puntiamo molto, non abbiamo spesso visite oculistiche, ma insomma ognuno diciamo fa da sé, ma a parte questo noi puntiamo molto sulla preparazione tecnica e sulla preparazione in aula e sulla preparazione poi nella pratica sul campo. Cioè in che modo? Noi, a parte appunto il corso arbitri, dove naturalmente si studiano tutte le regole, dove c'è un esame, noi continuiamo ad aggiornarci, a formarci. Da noi si chiamano riunioni tecniche periodiche, quindi mensilmente ci riuniamo in maniera ufficiale e rivediamo di volta in volta o parti delle regole o casi che sono capitati in quella stagione, in quel mese. Come ci prepariamo invece nella pratica? Andiamo ad arbitrare delle gare amichevoli o degli allenamenti congiunti che fanno le squadre, quindi il 6 contro 6 classico a fine allenamento,
e lì stiamo usando insomma dei sistemi, non dico tecnologici perché alla fin fine è un auricolare con una radiolina oppure un cellulare con una chiamata a 3 o a 4, insomma, no? In call conference. Cerchiamo di migliorarci con una persona che dall'esterno ci guarda e punto dopo punto ci dice se abbiamo fatto bene, se abbiamo fatto male, come possiamo migliorare. In realtà noi usiamo una vera e propria tecnica arbitrale e questa va allenata, c'è poco da fare, quindi dobbiamo saperla nella teoria, ma dobbiamo anche metterla in pratica di volta in volta. Non possiamo farlo naturalmente in gara, soprattutto se la gara è di alto livello. Non posso allenarmi in gara devo arrivare già preparato. Le altre Scusa competenze... Giuseppe, scusa un attimo. E ieri vi ricordate quando abbiamo parlato di tecnologia? No? E abbiamo detto che quando parliamo di tecnologia non ci riferiamo soltanto a un insieme di strumenti, di mezzi, di oggetti fisici che presidiano la trasformazione spaziale, temporale o fisica dei contenuti, ma intendiamo anche dei metodi, degli approcci che presidiano, nel caso specifico, lo svolgimento di un'attività sociale, la partita. Ecco, Giuseppe ci sta dicendo fondamentalmente che è esattamente questo il concetto di tecnologia che noi abbiamo visto con Thompson. Abbiamo detto come prima la vista, che potremmo dire che è una skill di base, sostanzialmente, giusto? Che puoi avere o non avere. La tecnica arbitrale, che noi potremmo dire mezzi, sistemi, approcci per individuare i comportamenti, associare ai comportamenti determinate o sanzioni o premialità. Poi questi periodici incontri in cui, se capisco bene, in maniera collegiale o collettiva, giusto? Con un attore terzo che in comunicazione con tutti voi, che vi aiuta a decodificare i comportamenti associando un certo episodio a un, diciamo, a un ideal tipo, cioè a un, come si può dire in maniera più precisa. Noi la chiamiamo casistica proprio. Bravo, perfetto, direi che è meglio usare il tuo linguaggio rispetto al mio. Ho dimenticato una parte importantissima, anche perché per anni ho fatto il responsabile della scuola regionale degli ufficiali di gara. Gli ufficiali di gara sono gli arbitri, gli osservatori, i delegati tecnici, i delegati arbitrali, quindi tutto il gruppo, no, che riguarda appunto l'arbitraggio. La parte fondamentale che ho dimenticato sono i test periodici. Da anni ormai facciamo dei test online che ci vengono propinati e in realtà sono dei test che ci costringono ad aprire la nostra documentazione, i nostri libri, perché non sono dei test in aula, ma ci viene dato un tempo, di solito 2 settimane, e noi dobbiamo rispondere a queste domande la maggior parte delle volte a risposta chiusa, e dobbiamo poi inserirle all'interno di un portale dove dopo ci darà appunto le risposte corrette o meno. Facendo questo siamo costretti ad aprire la nostra documentazione e a confrontarci. E io dico sempre che è in realtà uno stimolo per fare quello che avremmo dovuto fare comunque, cioè continuare ad aggiornarci, ma lo facciamo costretti, siamo costretti a farlo perché abbiamo un test, discutiamo su dei casi, perché alla fin fine le domande riguardano dei casi o realmente successi o che potrebbero succedere, e ci confrontiamo e troviamo tutti assieme, quindi un gruppo di colleghi, troviamo la risposta corretta e speriamo sia quella giusta naturalmente, ma spesso avviene così, c'è proprio un processo decisionale, no? Quindi un gruppo che si ritrova online oppure si manda tramite WhatsApp, tramite altre piattaforme, insomma, le risposte che ritiene corrette, poi ci si confronta perché hai dato quella risposta, perché non hai dato l'altra, e dopo si arriva alla soluzione. Ok, bene, abbiamo un po' definito il portafoglio di competenze che servono, abbiamo parlato di competenze tecniche. Ecco, noi abbiamo fatto anche Goleman, giusto? Vi ricordate? L'intelligenza emotiva, le competenze personali e le competenze sociali. Allora, qui dimmi però se sto anticipando cose che vorrei dire dopo. Se è così mi stoppi e mi dici te ne parlo dopo. Però noi abbiamo detto sì, non ci sono soltanto le skill tecniche, ma in alcuni job ci sono la cosiddetta intelligenza emotiva. Ecco, a me viene in mente, non so, ho visto qualche video dove venivi insultato o comunque c'era un disappunto tra te e un giocatore,
nel caso specifico, no? Allora qui, ad esempio, l'essere empatici, la consapevolezza di sé, l'avere la capacità di fronte a scenari non propriamente amici, di mantenere la calma e quant'altro, sono elementi che identificano il job dell'arbitro e possono anche essere delle componenti che influenzano gli step di carriera. Assolutamente, mi hai anticipato ma di pochissimo, stavo proprio arrivando lì, sembra che ci siamo in contatto mentale, ma uno degli appunti che mi ero preso è sapersi relazionare innanzitutto, perché alla fin fine siamo di fronte a tante persone, perché non abbiamo di fronte solamente gli atleti, prima della partita abbiamo di fronte i dirigenti, gli allenatori, i tecnici, quindi dobbiamo saperci relazionare con tutti, e non è semplice perché dobbiamo trovare sempre degli accordi, no? Dei deal, no? Per trovare la soluzione migliore prima della partita. Dobbiamo farlo durante la partita. Hai detto benissimo tu, empatia. Uno dei concetti su cui punto sempre è: provate a mettervi nei panni dell'altro, perché altrimenti non capirete mai le sue emozioni in quel momento. È vero che noi dobbiamo sempre trovare un limite a queste persone, quindi non possono mai andare oltre, non possono diventare maleducate, offensive, aggressive, ma le reazioni emotive delle persone sono umane. Siamo tutti umani, come noi arbitri abbiamo delle reazioni che dobbiamo contenere, come hai detto tu dobbiamo calmare la situazione, dobbiamo stare molto calmi e buttare acqua, no, sul fuoco e non benzina, ma tante volte dobbiamo capire il perché c'è stata una reazione, e ogni tanto una reazione ci dà dei segnali per esempio di aver sbagliato, e se ci rendiamo conto di aver sbagliato, in rarissimi casi possiamo anche trovare una soluzione. Adesso grazie alla tecnologia abbiamo la soluzione di trovare la verità tramite la tecnologia. Lo vedremo dopo, Sì. da noi si chiama VideoSec, però dobbiamo farlo assolutamente. Ok, aggiungo un particolare rispetto a questo. Cosa c'è di interessante o di controintuitivo in quello che ci ha detto Giuseppe adesso e che è coerente con il nostro percorso? Giuseppe quando arbitra, sostanzialmente è una figura gerarchicamente superiore agli altri, cioè è chiamata per dirigere un incontro e ha l'autorità per farla. Non c'è nessuna ragione per entrare in una logica di razionalità intersoggettiva. Ricordate quando abbiamo fatto la razionalità intersoggettiva? Ecco, Giuseppe, con altre parole, ci dice: no, io sono in un contesto nel quale in diversi momenti dell'evento ho interlocutori diversi con i quali ho usato la parola deal. Deal, che noi traduciamo, no, nel concetto di razionalità intersoggettiva, potrebbe dire c'è una sorta di coalizione, quindi un gruppo di persone che sono tra loro, convergono perché hanno un comune obiettivo, che la partita si giochi, bene e che vinca il migliore, almeno in astratto, si dice sempre così, e ciascuno porta un suo contributo, ci sono figure con più potere, figure con meno potere, ma non possiamo ignorare nessuno. Per considerare i vari interlocutori coinvolti devo attivare delle competenze di natura personale o sociale. Avanti. Posso farti vedere, guarda, a proposito di questo, ti faccio vedere, questo qua è un estratto, questo è un estratto del regolamento, e dove si parla delle autorità del primo arbitro. Secondo me quelle su cui dobbiamo focalizzarci sono: può decidere su ogni questione, anche su quelle non specificate del regolamento, è l'autorità del primo arbitro. Qualcuno alla fine deve decidere, ok? Non è un diritto di veto, ma è proprio la decisione deve essere presa, non esiste una decisione non presa in una partita. Giuseppe ci sta dicendo alcuni ruoli nel caso specifico devono gestire le eccezioni, cioè nulla può rimanere non deciso, rinuncio a definire tutto in anticipo, attribuisco perché le eventualità non sono tutte definibili in maniera precisa, quando si verificano degli episodi che escono da quello che avevo previsto, invece di bloccare tutto, perché non posso nel caso specifico, attribuisco a un ruolo l'autorità di, in qualche modo, inventarsi una decisione, di far leva sulle proprie competenze di varia natura per risolvere il problema. L'ho detta in difficile, Giuseppe, ma... No, assolutamente, ci hai preso.
E gli altri due punti, secondo me molto importanti, sono: non deve permettere alcuna discussione sulle sue decisioni, ma è ovvio che sia così, non è un dibattito, non è un'aula del Parlamento, no, dove ognuno può dire naturalmente la sua e poi si decide democraticamente. In quel caso ci deve essere qualcuno al di sopra delle parti, e le sue decisioni sono definitive. Egli può annullare la decisione degli altri componenti, il collegio arbitrale. Quindi, come detto prima, c'è veramente una scala gerarchica, ma è giusto che sia così, altrimenti non si prenderebbero mai decisioni. Esistono dei casi rarissimi in cui l'azione viene rigiocata, questo è il segnale, se si vede, anzi magari interrompo la condivisione, è il segnale dell'azione appunto rigiocata, ma è un caso più unico che raro, cioè il caso in cui l'arbitro non ha visto e non è supportato dai suoi colleghi, se ci sono naturalmente, non sempre sono presenti nelle categorie inferiori, c'è solo un arbitro purtroppo, o non è supportato dalla tecnologia come da noi in Serie A con il video check, che sarebbe la VAR insomma della pallavolo, nata prima, ci tengo sempre a precisare. E questo sono le autorità. In realtà ci sono anche le responsabilità, perché, ecco, magari le faccio vedere, stupidamente ho tolto la condivisione, ma la riattivo al volo. Eccole qua, ci sono anche le responsabilità dell'arbitro, perché naturalmente non è tutto così bello, decido tutto io a seconda di come mi pare e piace, no, non va bene, ho delle responsabilità durante la gara e ho delle competenze. Quando arbitriamo in due, in realtà siamo più di due adesso, perché c'è un primo, un secondo arbitro, un terzo arbitro, un addetto al video check, quindi chiamiamolo alla VAR, e un segnapunti. Il primo arbitro ha delle responsabilità ben specifiche, quindi ognuno sa esattamente quello che deve fare e grazie alla tecnica arbitrale mette in atto appunto e mette sul campo le sue competenze per risolvere, per giudicare l'azione che si è appena conclusa. Quindi io normalmente non prevarico sulle competenze del secondo arbitro, anche se, come abbiamo letto prima, il primo arbitro in realtà ha competenza su tutto, quindi potrei addirittura decidere su una competenza del secondo arbitro. Ok, boh. E adesso ti chiederei di fare una selezione di episodi o di eventi, descrivili, oppure se sono disponibili in rete magari li facciamo vedere, una selezione di episodi che hanno rappresentato per te delle decisioni particolarmente difficili, okay? Quindi contesti nei quali tutto quello che abbiamo detto è stato messo a dura prova. E ci spieghi perché e in che modo il job è stato sfidato. Se al posto dell'arbitro mettiamo la posizione apicale in un'impresa, il gioco è sempre lo stesso, ok? No? Questo è un po' il senso. Dimmi come Le faccio preferisci. vedere, però in realtà noi abbiamo una segnaletica, la nostra voce è il fischio e i nostri gesti, no, sono le parole. E appunto dobbiamo avere una segnaletica ben chiara a tutti. La prima cosa che facciamo quando finisce un'azione o quando interrompiamo un'azione per un fallo, fischiamo, e un bravo arbitro dopo il fischio prende il suo tempo. Come hai detto tu, noi decidiamo in pochissimi secondi, però questo tempo che ci prendiamo tra il fischio e l'assegnazione del punto ci permette di raccogliere tutte le informazioni che abbiamo sul campo. Quindi nel caso del primo arbitro deve guardare il secondo arbitro, ok? Prendere informazioni da lui, se abbiamo un microfono ce le diciamo a voce, se non abbiamo un microfono e gli auricolari ce le diciamo con dei gesti convenzionali, quindi abbiamo dei protocolli che seguiamo. Scusami un attimo Giuseppe, è come giocare a briscola. Esatto. Come, nel senso nobile del termine, ovviamente, no? E ne abbiamo dette queste cose, vi ricordate? No? Mutuo aggiustamento, perché non c'è la possibilità di dire fermiamoci e facciamo una riunione. Io ho bisogno di capirmi in tempi rapidissimi e la parola giusta è appunto protocolli di comunicazione reciprocamente, univocamente interpretati. È chiaro? No? Sì, altrimenti non avremmo il tempo per capirci. Se tutti usassero delle segnaletiche diverse, e ogni tanto capita, no, con gli arbitri giovani che non conoscono i segnali della briscola arbitrale, non riusciremo a capirci, e quindi il processo decisionale sarebbe talmente lungo che tutti direbbero
L'arbitro non ha capito niente, non ha visto niente, perché ci mettiamo tanto tempo a decidere. Invece il tempo deve essere sempre lo stesso, quindi raccolgo le informazioni, noi abbiamo dato un tempo che naturalmente è indicativo di 2 secondi, in realtà ogni tanto è 1, ogni tanto 1 e mezzo, ma l'importante è che sia sempre lo stesso, in modo tale da standardizzare il processo. Assegno il punto, quindi alzo il braccio per dare il punto alla squadra da un lato o dall'altro, segnalo nella natura del fallo, quindi anche lì abbiamo tutta una segnaletica, no? Per farci capire sia agli atleti che agli allenatori, alle panchine, ma anche al pubblico in realtà. Dopo un po' tutti riusciranno a capire che questa segnaletica vuol dire palla fuori e questa segnaletica vuol dire palla toccata. Sono abbastanza semplici, ce ne sono alcune complicate, ma perché avvengono di rado. E appunto la parte importante è che la tempistica, la chiamiamo, sia sempre costante, in modo tale da far capire a tutti che abbiamo deciso con cognizione di causa, cioè non abbiamo buttato lì una decisione, non abbiamo usato la monetina 50%, ma abbiamo deciso perché abbiamo visto e capito la situazione. Vi faccio vedere un video. Questo è il quarto set della semifinale olimpica, si è visto? Sì, io che non sono un esperto, non ho capito cosa vuol dire. Allora, questo qua siamo al quarto set della semifinale olimpica Italia-Stati Uniti, stavamo sotto, quindi eravamo in svantaggio, va alla battuta Zaitsev, che è uno dei giocatori più famosi di pallavolo, è stato il capitano della nazionale, serve e potrei interrompere il video nel momento in cui la palla casca, è molto difficile capire dove è cascata la palla, no? Perché lui serve più o meno a 130 km all'ora mediamente. Potrei farvi vedere una slide in cui vi faccio capire in quanto tempo casca questa palla, è veramente una frazione di secondo, e noi abbiamo una tecnica arbitrale che si chiama tecnica dell'anticipo per riuscire a vedere dove è cascata questa palla, cioè noi arriviamo nel punto in cui casca prima che la palla caschi, altrimenti se la seguissimo, ok? Quindi se andassimo come avete presente gli spettatori del tennis, se voi guardate una partita e guardate solamente la tribuna, vedrete le teste che si muovono insieme alla pallina, destra, sinistra, perché la pallina, ha un potere attrattivo enorme, gigantesco. Idem qua nella pallavolo. Ma se noi facessimo così, non vedremo niente, perché noi abbiamo bisogno di un tempo di reazione e di focalizzazione per mettere a fuoco la palla che casca sul terreno. Se ci arrivo assieme, vedrò la palla che secondo me è a terra, ma in realtà se facessi una foto, la palla sarebbe o già cascata e in alto o deve ancora cascare. E quindi la mia fotografia, che in realtà è una fotografia in 2D, no? Fatta con gli occhi, mi darebbe una sensazione completamente errata. Potrei dare dentro una palla che è fuori o fuori una palla che è dentro. Ma in questo caso è complicatissimo vedere questa palla, perché è cascata attaccata alle linee a 130 km all'ora. Cosa ha aiutato gli arbitri in questo caso? Sono stati aiutati dalla tecnologia. Questa mi sembra una buona domanda, perché da utente medio dico sì, appunto. Quindi questo è il problema, e la soluzione? La soluzione è stata questa, che l'arbitro, sono andato indietro, l'arbitro ha dato palla, non ha deciso in realtà, ok? Ha fatto decidere alla tecnologia e la palla è stata valutata, vedete questa qua è un po' come il falco nel tennis, è la stessa tecnologia, si chiama Okai, fa una ricostruzione digitale dell'azione e fa vedere con un'ombra dove è cascata la palla. Come potete vedere, scusate, alla fine, vediamo se riesco a farla vedere, la palla è cascata dentro di qualche millimetro, cosa che per l'occhio umano, eccola qua, per l'occhio umano è impossibile da vedere, proprio impossibile. Questa palla chiunque l'avrebbe data fuori, cioè vista a occhio nudo, vista dal vivo, ok, anche con la nostra tecnica che funziona benissimo, ma non può funzionare con palle che cascano a 130 km all'ora, che si schiacciano sul terreno, si ovalizzano e vanno a toccare quella porzione di linea. Quando il regolamento dice che se la palla tocca anche una sola porzione di linea, la palla è dentro. In questo caso tutti hanno visto la palla fuori, ma in realtà grazie a Dio la palla è stata data dentro e poi siamo andati a vincere insomma questa semifinale olimpica che ci ha portato alla finale e poi all'argento. Quindi è stata un'azione piuttosto importante. Vi faccio vedere un'azione simile, questa del campionato italiano. Quando la figura roll holder e quando la quantità di informazioni da processare è troppo elevata, la figura che fa da roll holder si trova in un impasse decisionale, giusto? Cioè non sa cosa fare.
Allora, chiama time out se puoi, se il contesto organizzativo lo permette, ma ci sono contesti organizzativi tipo questo in cui non puoi dire ogni 2 minuti time out, perché forse hai sbagliato mestiere, no? Allora, se vi ricordate, mettevamo le risorse tampone. No? Ecco, una risorsa tampone potrebbe essere il tempo piuttosto che la tecnologia. Possiamo aggiungere, se vi ricordate ancora, un'altra modalità che avevamo visto era non spezzare il compito, ma creare delle modalità decisionali dove non c'è un attore solo che sceglie, che decide, ma ci sono 4 interlocutori, giusto Giuseppe, nelle situazioni più... Esatto. 4 interlocutori che comunicano con il linguaggio della briscola, no? Piuttosto che con la voce o con altre modalità, per decidere. È chiaro perché la teoria ci aiuta. Allora, è evidente che uno dice può vivere serenamente, anzi forse meglio, senza collegare tutte queste cose al capitolo 3 del libro. Ma siccome voi dovete fare l'esame, questi collegamenti, almeno fino al 20 di aprile, devono far parte della vostra esperienza quotidiana. Perché se riuscite a fare questi collegamenti, probabilmente alcune cose poi vi vengono meglio per l'esame, che male non fa. Ma soprattutto vi aiutano un po' a dare un significato gestionale a questi concetti che sembrano astratti, ma che astratti, come vi ho detto, non lo sono. Vai Giuseppe. Ve lo faccio vedere al volo. Nonostante la tecnologia, questa è una palla dubbia. Questo è il video check che usiamo in Italia, quindi non c'è un processo che appunto ricostruisce l'immagine, l'ombra, come abbiamo visto alle Olimpiadi, ma in Italia vediamo l'immagine dal vivo, quindi una telecamera che riprende la linea. Anche in quel caso non è stato semplice decidere se la palla era dentro o fuori. Volevo solo spiegare come funziona il video check, perché è un protocollo anche quello, altrimenti sarebbe confusionario il processo e non porterebbe a una soluzione, perché noi dobbiamo far sì che venga fuori la verità assoluta, e speriamo che venga fuori la verità assoluta. Il processo è questo: il video check può essere chiamato dagli allenatori delle squadre e hanno a disposizione 2 chiamate a set. Se hanno ragione, quindi quando chiamano il video check, quindi perdono l'azione, io assegno il punto all'altra squadra, l'allenatore dell'altra squadra chiede video check e si vanno a rivedere le immagini e chi ha chiesto video check ha ragione, non gli viene scalato appunto uno dei 2 video check che ha a disposizione. Se invece ha torto, gli viene scalato, quindi al massimo può sbagliare 2 volte l'allenatore nel set. L'arbitro invece ha chiamate infinite di video check, può chiamare quando e come vuole video check su qualsiasi tipologia di fallo, che può essere palla dentro fuori, può essere palla toccata, palla sull'antenna, pestata al servizio, fallo di seconda linea, quindi pestata della linea d'attacco, ci sono appunto invasione sotto rete, invasione a rete. L'arbitro lo può chiamare sempre, però quando lo chiamiamo noi? Lo chiamiamo quando abbiamo un dubbio perché non abbiamo completamente visto qual è stato l'esito dell'azione, nessuno di noi ha delle informazioni da dare, nonostante appunto stiamo utilizzando, come vi dicevo prima, in Superlega, in A1 maschile, utilizziamo un sistema che si chiama Vocchero, che è lo stesso che usano nel calcio per intenderci. A quel punto l'arbitro fischia, non decide, non assegna il punto a nessuna delle 2 squadre, indica la postazione del video check, fa il segnale della TV, dello schermo, e a quel punto si vanno a rivedere le immagini e si spera di riuscire a vedere tramite tutte le telecamere che hanno una risoluzione enorme e un numero di frame appunto molto molto elevato, si parla di 240 o 180 frame al secondo a seconda delle telecamere, cerchiamo di trovare una soluzione. Questo è il processo che ci porta a una decisione. Naturalmente vengono mostrate le immagini come abbiamo visto prima e il terzo arbitro e il video checker danno la soluzione del caso, quindi palla in, palla out, palla toccata sì no, invasione a rete sì no, invasione sotto rete sì no, e così via, insomma. Questo è il processo. Allora io due cose vorrei chiederti ancora. Intanto un elemento, la distrazione, come si gestisce? Non puoi dichiararla. No. Ecco, la distrazione è un elemento che immagino vada controllato o comunque vedendo il bicchiere mezzo pieno, come
come ci si abitua, come ci si forma, come ci si skilla per mantenere per un certo periodo di tempo la tua capacità di processare le informazioni costante, riducendo il rischio di cali paurosi. I cali di prestazione si hanno quando le partite sono partite facili o dove c'è un divario enorme di punteggio, no, tra una squadra e l'altra, ci si rilassa, è umano, è normale, no? Perché la partita non ha quella giusta tensione e anche l'arbitro segue il ritmo della gara. Allora in questo caso ci si danno dei micro obiettivi, cioè si cerca di arrivare, no, ci si dice, che ne so, manca poco alla fine del set, oppure questa azione la devo fare bene, attenzione che se capita questo devo essere pronto a fischiare quest'altro, devo essere sempre sul pezzo, no? E quindi è un processo mentale che fa in autonomia, un po' come alla fin fine in quel momento sia il primo che il secondo arbitro sono come dei giocatori di tennis che giocano il singolo, non possono tirarsi su, no, a vicenda, lo facciamo solamente in Superlega dove abbiamo degli auricolari, quindi io spesso sprono la mia squadra, no? a rimanere concentrata e sul pezzo, perché ho la possibilità di parlargli, ma in tutte le altre serie, quindi dalla 1 femminile in giù, non abbiamo questa possibilità, abbiamo solo gli sguardi, ma posso solamente dire sveglia, no? Proviamo a stare dentro alla partita, ma più di quello non posso fare, quindi a quel punto devo lavorare su me stesso. Ti racconto un episodio simpatico che mi è successo un bel po' di anni fa, non dirò né dove né quando naturalmente. Mi sono reso conto quando hanno presentato la gara, hanno presentato gli arbitri, sono salito su seggioloni, di aver dimenticato i cartellini. Quindi i miei cartellini erano in spogliatoio e questa era una grande distrazione perché mi sono dimenticato uno dei miei oggetti di lavoro e se avessi dovuto dare un cartellino sarei stato in chiara difficoltà ed ero in A1 femminile, quindi non avevo l'auricolare. Ho dovuto intercettare lo sguardo del video checker, che era una ragazza molto molto sveglia, e le ho fatto capire subito che con dei gesti chiari non ho i cartellini, ok? E lei mi ha guardato come per dire adesso come faccio? E io le ho indicato la persona che era a fianco a lei, le ho detto va a prenderli e me li porta con una borraccia. Non so come mi abbia capito, ok? A un certo punto, al secondo o terzo punto della partita, è arrivata questa persona con una borraccia e sotto c'erano i miei cartellini e grazie a Dio, poi non li ho usati in quella partita, grazie a Dio appunto sono ritornato in possesso della mia arma del potere, la mia spada laser, ma è stata simpatica, però mi sono chiesto come ho fatto a dimenticarli, no? È come dimenticare la racchetta per un tennista, che ne so, è come dimenticare veramente il tuo strumento principale, insomma. Posso farti vedere come funziona invece nel beach volley? Il beach volley è molto regolamentato, ha una marea di protocolli, veramente hanno pensato quasi a tutto. Ci sono delle persone che hanno lavorato tantissimo dal punto di vista regolamentare e hanno implementato molti protocolli. Uno di questi si chiama protocollo di verifica del segno, in inglese Ball Mark Protocol, che sarebbe la verifica del segno che lascia la palla sulla sabbia, perché grazie a Dio, un po' come sulla terra rossa, la palla lascia un segno. È una partita europea di beach volley giocata indoor, perché eravamo in Repubblica Ceca d'inverno, era un campionato europeo. Ok, la palla casca a terra vicino alla linea. Una squadra dice che è fuori, naturalmente, quella alla sinistra, quelle in blu invece dicono che è dentro. Io, come vedete, come vedete no, perché non potete sentirlo, però ho fischiato, non ho deciso, quindi non ho dato punto a nessuna delle due squadre. Sono sceso dal seggiolone, ho fatto allontanare la squadra che si trovava nel lato dove è cascata la palla, ho chiamato... Sei quello rosso? Sei quello con... Ok. Sì, sono quello che adesso risalirà sul seggiolone. Ho controllato il segno sulla sabbia, sono risalito sul seggiolone e ho segnato il punto dicendo che la palla era fuori, valutando la palla fuori. Questo naturalmente non si può fare in un campo indoor, però è un processo regolamentato, quindi se io avessi fatto male quel protocollo, il supervisor che era lì a controllare che io facessi tutto bene, che a fine torneo fa una valutazione sulla mia prestazione arbitrale, avrebbe scritto che il protocollo di verifica del segno non è stato fatto da me in maniera adeguata e quindi avrei perso dei punti che mi servono per fare carriera, per progredire, no? Quindi diventare da arbitro regionale a nazionale, da nazionale a internazionale in questo caso, e nello stesso gruppo internazionale poi ci sono delle fasce dei gruppi e quindi si sale man mano a seconda delle competenze e della bravura, insomma, dell'arbitro.
La domanda che mi hai fatto, Sì, in realtà non è passare da... facilissimo, Mm. certo, dall'indoor, come lo chiamiamo noi, dalla pallavolo al beach volley. Mm. Per me è come posso dire, per me è fondamentale fare entrambi gli sport, molti non lo fanno, molti miei colleghi fanno solamente pallavolo o solamente beach volley. Per me invece credo che il beach volley mi dia tanto per la pallavolo e viceversa, perché sono due sport completamente diversi, hanno in comune sì e no una rete, il campo è diverso, uno in sabbia, l'altro in Taraflex, la palla è diversa, anche se sembra uguale, è completamente diversa, ha delle regole molto molto simili, naturalmente, però da una parte si gioca 6 contro 6, di là 2 contro 2, però le competenze che acquisisco nel beach volley mi servono tantissimo. Nel beach volley c'è molto più rapporto umano con i giocatori, quindi a proposito di sapersi relazionare, no? Di cui discutevo all'inizio, mi serve tantissimo poi nella pallavolo, perché nel beach volley in una settimana di torneo acquisisco delle competenze di relazione con gli atleti e con gli allenatori che poi mi servono e trasferisco nell'indoor. Viceversa, nell'indoor ho delle competenze tecniche, quindi sviluppo una tecnica arbitrale di alto livello che mi serve tantissimo poi nel beach volley e riesco a metterla in pratica appunto anche nei campi di beach volley, pur essendo, ripeto, due sport all'apparenza molto simili, ma nella sostanza molto molto diversi. E... Allora, la decisione che non rifaresti o l'episodio più sfidante in termini di impatto emotivo, difficoltà di decisione che hai avuto in questo vorrei dire scorcio, ma non è proprio uno scorcio, in questo periodo di carriera che hai già percorso. Quest'anno sono 25 anni. In realtà gli errori che ho fatto nella mia carriera, sono tanti ovviamente, li rifarei tutti. So che sembra molto retorico, ma sono veramente gli unici che mi hanno permesso di crescere realmente, no? Ho sbattuto contro un muro, ho discusso con i colleghi, con i miei capi, mi sono scontrato spesso per le decisioni che ho preso con i miei colleghi, con i miei capi, ma da quegli errori sono cresciuto in maniera devastante. Proprio non potrei farne a meno. E quindi non ce n'è uno che non rifarei. Li rifarei tutti. Adesso se riguardo le partite vecchie che ho arbitrato, ogni tanto dico: ma come ho fatto a fare quell'errore? No, ma perché adesso non lo rifarei? Perché ho delle esperienze e delle competenze che mi sono arrivate grazie a quell'errore, perché grazie a quell'errore ho discusso di quel caso, l'ho memorizzato, l'ho fatto mio e sono andato avanti non ripetendolo più, anzi trovando una soluzione, perché non ci avevo mai pensato. In realtà noi arbitri di Serie A di alto livello arriviamo alle partite con già delle soluzioni pronte, perché, come hai detto prima tu, la decisione è rapidissima, non posso decidere all'istante se non ho già dentro di me la soluzione e quindi ci prepariamo addirittura delle risposte pronte. So che sembra assurdo, ma i casi sono spesso sempre gli stessi e quindi ho anche delle risposte pronte da dare. Devo scegliere naturalmente la risposta giusta, quella è la difficoltà, ma devo capire la situazione e mettere sul campo quello che mi sono preparato a casa, perché a casa è molto più semplice, ci ragiono, ci penso, trovo la soluzione. Sul momento, lì sul campo, ho il cuore che sicuramente sta battendo un po' più veloce, ho un'emotività che non devo far vedere, ma che ho, perché sono umano, e quindi non è facile trovare la risposta pronta e giusta. Ci sono alcune persone che ce l'hanno, poi di natura. Io diciamo che sono nella via di mezzo. Come notate sono un chiacchierone, però ogni tanto quando parli troppo tendi a dire anche delle castronate, insomma. Infatti ogni tanto mi risento quando vado in TV e dico, mamma mia, perché ho detto questo, no? Ma perché non me l'ero preparata, perché l'ho buttata lì sul momento e non sono stato bravo a prepararmela prima, insomma, no? E qual era l'altra domanda? No, l'altra cosa, delle situazioni particolarmente sfidanti o se vuoi nelle quali tu dici, ecco, lì si vedono le mie caratteristiche Te ne faccio distintive. vedere una di domenica, dai, perché ce ne sono Eh. talmente tante che capitano tutte le settimane. Mm. Te ne faccio vedere una di domenica, oltretutto c'è anche Padova di mezzo, la squadra di Padova, che si è salvata domenica ed è rimasta in A1 maschile in Superlega, nell'ultima giornata di regular season, e quindi magari
fa piacere, insomma, anche al tuo pubblico. La spiego perché naturalmente se non sei del campo non puoi capire cosa è successo, insomma. Tra altre cose, apro parentesi e la chiudo, quando ho parlato col capitano ho dato la spiegazione più bella della mia vita, una frase che mi ero preparato, quindi tutto un concetto che mi ero preparato a casa, ma stupidamente, e questo è un errore che cercherò di non ricommettere, quando è venuta il secondo arbitro, è venuta sotto a seggiolone a spiegarmi quello che era successo, ho spento il microfono, perché mi sembrava giusto, insomma, loro di solito lo spengono, ma ho detto non si sa mai che magari lo tengono aperto, non è giusto sentire quello che ci stiamo dicendo. E quando se n'è andata e ho chiamato il capitano per spiegare la mia decisione, il capitano di Padova, mi sono dimenticato di riaccenderlo e non si è sentito nulla di quello che ho detto. Quando ho finito il mio intervento col capitano, dentro di me ho detto questa è bellissima, la userò in tutte le mie prossime lezioni. Poi ho guardato il microfono ed era spento. Mi sono sentito malissimo. Cosa è successo? C'è stata un'azione sotto al mio seggiolone. Io naturalmente ho visto il giocatore di spalle, non ho capito quante volte ha toccato la palla, perché era di schiena rispetto a me. Ho tentato di prendere informazioni durante l'azione, si vede anche che guardo il secondo arbitro e il terzo arbitro per dire avete visto qualcosa? Se l'avete visto ditemelo, ok? Loro non hanno visto benissimo, perlomeno il secondo arbitro ha visto, ha tentato di dirmelo, ma non ha funzionato il Vocero, quindi il sistema di comunicazione che utilizziamo. L'azione nel frattempo è finita, io ho dato punto a Padova, Modena ha protestato in maniera veemente, anche troppo veemente. A quel punto il secondo arbitro, ho chiamato il secondo arbitro che è venuta sotto seggiolone, mi ha spiegato tutto, abbiamo preso una decisione senza andarla a riguardare al videocheck perché è un tipo di azione difficile da vedere al videocheck, ma dove il secondo arbitro aveva visto molto molto bene quello che era successo, tant'è che poi le immagini ci hanno dato ragione. E quindi è stato un processo di cambio di decisione grazie a qualcosa che aveva visto il secondo arbitro e che però non era riuscita a comunicarmi all'istante durante l'azione. Questo insomma è quello che è successo nella pratica. Quindi anche qui abbiamo utilizzato un processo, insomma. No? Certo. C'è tempo per, se ci sono o a casa oppure qui in aula dico, esigenze di chiarimento, ma magari ci sono degli aspetti che avete piacere di chiarire, domande che volete fare. Abbiamo una decina di minuti circa per conversare e ricordati sempre di dire chi sei e lui ti sente perché è lì. Buongiorno. Buongiorno. Sono Matteo e avevo una domanda. Volevo chiederle, ma ovviamente credo che comunque con l'esperienza, soprattutto ventennale, il problema poi non si ponga più, però volevo chiedere all'inizio quanto sia difficile mettere da parte antipatie e simpatie, visto che comunque le scelte sono fatte molto velocemente, a volte anche di pancia, quindi volevo chiedere appunto sì, quanto sia difficile, soprattutto all'inizio, mettere da parte la parte emotiva, diciamo, dello scegliere. Certo. Vado subito a una risposta, Paolo? Sì, resta qui. Qua? Sì, mettiti la sedia perché so che sei stanco. Hai colto nel segno, soprattutto quando si è giovani arbitri e si vanno ad arbitrare delle gare dove il pubblico è a 2 centimetri da te e dove possono nascere delle antipatie o simpatie addirittura con i giocatori stessi, no? Perché alcuni giocatori, alcune persone quando giocano diventano antipatiche, io sono uno di quelli che quando gioca diventa antipaticissimo nei confronti di tutti, e l'arbitro potrebbe essere portato su una palla dubbia, ad esempio, anche inconsciamente, a decidere dall'altra parte proprio perché è nata uno scontro, no? Ed è difficilissimo perché subentra tutta l'automaticità, no? Delle decisioni che in quel momento hai in testa e solamente, come hai accennato tu, l'esperienza ti porta a escludere, no? Tutta quella parte emotiva che umanamente hai per decidere realmente con le informazioni che invece hai preso dalla tua tecnica arbitrale, da quello che hai visto, cercando di decidere nel migliore dei modi. Ovviamente non sempre ci prendiamo. Io dico sempre che quando torno nei campi di periferia, per me sono le partite peggiori da fare. Quando sono in un palazzetto con dentro, che ne so, sono a Villorba con 6.000 persone dentro, non ne sento neanche uno. Ok, c'è una tale confusione, una tale
rumore che per me ormai è un sottofondo, ci sono abituato, quando torno in un palazzetto dove ci sono 30 persone, di cui 20 genitori e tutti urlano e tutti insultano, la mia emotività viene fuori. Mi sono reso conto alcune volte di diventare rosso, di avere le orecchie rosse in un campo di periferia, pur avendo magari 20 anni di esperienza arbitrando in Serie A già da 9 anni. Ecco, perché Non è senti semplice. nitidamente tutto quello che ti dicono, questo è il punto. Bravissimo, senti tutto, cosa che in un palazzetto è impossibile sentire. In un palazzetto gigantesco, ero a Modena domenica, il tempio del volley probabilmente, non senti più nulla. Sei dentro una bolla, sei concentrato sulla gara e poi è quello che so fare ormai, no? Quello che invece facevo da giovane non lo so più fare perché non è più il mio contesto, no? Sono uscito da quel contesto lì, ma è difficilissimo da insegnare ai giovani. Però ce la facciamo, no? Piano piano cerchiamo anche loro di fargli capire come isolarsi rispetto a tutte gli stimoli emotivi che possono esserci. Grazie. No, volevo chiedere l'ultima cosa. Prego. Certo, credo sia, lei dice, più facile a volte quasi arbitrare in uno stadio con 6.000 persone perché non le senti. Mhm. Però d'altra parte, quando lavori con dei professionisti, ci sono proprio, c'è chi proprio immagino creda, cioè cerchi proprio di andare a fare pressione sull'arbitro e influenzare, e credo comunque sia, a questo punto, è quello anche il difficile a volte, più che solo il pubblico, che a volte è solo un sottofondo. Assolutamente. Ci sono degli allenatori in Serie A, sia maschile che femminile, che studiano anche l'arbitro, delle società che studiano l'arbitro, quindi ci conoscono bene sia dal punto di vista caratteriale che emotivo, che professionale, che tecnico, quindi sanno dove puntiamo, no? Su che tipo di falli fischiamo, come reagiamo sotto pressione, e c'è qualcuno che ovviamente, lo farebbe chiunque, no? A livello professionistico, prova a premere, a pressarti per far sì che magari l'unica decisione dubbia nella partita vada a suo favore. E io E farei lo noi dobbiamo stesso. lavorare a casa su questo. E io Come farei fare? lo stesso. E io farei lo stesso. Ma certo, ma infatti quando Gioco qualche mio competitivo, collega mi dice: no. "Ma perché quell'allenatore continua, no, a rompere le scatole o a pressarmi in quella maniera?" Ma io è il discorso dell'empatia, no, ma mettiti nei suoi panni, cosa faresti tu? Loro sudano tantissimo per fare un punto. Se tu in qualche maniera su una palla dubbia, dove veramente puoi darla sia di qua che di là, no, adesso vabbè col videocheck è molto più difficile, però se lui riesce premendoti e pressandoti in una partita a conquistare un punto in questa maniera, lui ha vinto, lui ha vinto. Sta a noi non cascare in queste tentazioni. E essere molto molto bravi a sopportare queste pressioni. Non è facile assolutamente. Grazie Prego. mille. Grazie a te per la domanda. Grazie a te. Questo è interessante perché ci dice, no, che vi ricordate cosa vuol dire modello di razionalità? No? Un comportamento razionale se è coerente, no, rispetto allo scopo che voglio raggiungere. Quindi io uso tutte le informazioni che ho a disposizione per definire un percorso che porta al mio obiettivo, che nel momento in cui resta dentro le regole, come resta dentro le regole ovviamente, è coerente con i miei obiettivi e valorizzo o cerco di far leva sui punti di forza o di debolezza del mio interlocutore. È tutto razionale, tutto razionale. Razionalità strumentale, sempre limitata, in alcuni contesti intersoggettiva, ma pur sempre razionale. A casa ci sono persone interessate a... Sì, professore, io avrei una domanda. Sono Alberto Miotto, sono anch'io un arbitro, conosco Giuseppe. Grandissimo, Ciao, Alberto. tu sei un nostro Ciao, studente, Beppe. tra le altre cose. Dove sei? Sono anch'io il terzo anno di economia, però un arbitro... faccio un altro percorso però. hai fatto... Dato l'ospite ho detto devo collegarmi. Ma questo mi sembra il minimo che puoi fare, anzi devi intervenire. Vai, hai facoltà di parola. No, Beppe, allora... No, allora, come sai ovviamente in Serie A c'è il videocheck e tutte quelle cose là. In provincia, in regione, anche in B non ci sono tutte queste tecnologie. Quindi io volevo chiederti qualche consiglio per gli arbitri un po' più, diciamo, un po' più bassi di livello sulla gestione dell'errore, perché l'errore c'è sempre, indipendentemente dopo dal pubblico, però dopo anche quando io faccio un errore, lo so, dopo te ne rendi conto e fai fatica dopo a fare quel click a dire vabbè resetto, ci penso dopo perché devo andare avanti con la partita, soprattutto se è una partita importante, qualche finale, qualche punto importante. Quindi sai che avevi qualche consiglio sulla gestione dell'errore, del momento proprio
subito dopo l'errore? Una bellissima domanda, Alberto. Ciao. Grazie Alberto. Vai Giuseppe. Dovrei risponderti con la frase che diciamo sempre, che è quella che in realtà dicono anche gli allenatori e i propri giocatori, no? Resettate e vai avanti, ok? Ma facendo l'arbitro come te, so benissimo che non è vero, è impossibile fare una cosa del genere. Io ancora adesso, quando sbaglio, mi rendo conto che per qualche azione dentro di me quell'errore, quel peso rimane. C'è, però ci sto lavorando da un sacco di anni e il tempo in cui quell'errore rimane dentro di me, in cui la mia testa continua a pensare a quell'errore, sta diventando sempre più breve, sempre più corto. Mi sono reso conto che quando arbitravo in B, ok, quell'errore me lo portavo dietro per un set e mezzo, ok, o addirittura per tutta la partita, perché dicevo ho fatto quell'errore, ben sapendo che era magari l'unico errore, ma era importantissimo, che ne so, sul 24-23, ok, perché naturalmente noi non decidiamo quando sbagliare, ma c'è il buon Murphy che ci aiuta e ci fa sbagliare nel momento, no, più sbagliato. E adesso mi sono reso conto che lavorandoci, ma è un lavoro lunghissimo, probabilmente dovrei andare da qualche professionista per migliorare ancora di più, però ho accorciato di tantissimo. Adesso l'errore mi pesa per qualche punto, dopodiché riesco veramente a fare quel click di cui parlavi prima tu e dire cosa cambia se io continuo? Posso tornare indietro nel tempo? No. Posso risolvere una situazione che non sono riuscito a risolvere in quell'istante lì? Sì, adesso dopo qualche punto mi è venuta in mente la soluzione e dico perché non ho fatto così? Ma non posso più tornare indietro. Lo farò alla prossima partita. Alla prossima partita quell'errore non lo faccio più perché so come risolverlo, ok? Anche se lo ricommetterò, so come venirne fuori, ma in questa partita qua non posso più risolverlo. Fine, vado avanti. E insegnartelo è quasi impossibile, no? Devi lavorarci tu perché ognuno di noi è completamente diverso, no? Su questo aspetto, e quindi è solo un lavoro personale di lotta contro te stesso, ok? Posso farti vedere un video di beach volley? Qua per esempio sono riuscito a risolvere una situazione senza commettere l'errore. Ma perché sono riuscito a non commetterlo? Questa giocatrice, guardate, quando schiaccia tocca la rete. Non so se l'avete vista, quindi colpisce la palla, dopo aver colpito la palla tocca la rete. Lei esulta, convinta di aver fatto punto, ma sapeva benissimo di aver toccato la rete. Guardate che segnale mi sta facendo questa giocatrice. Penna. Questa giocatrice non si vede tantissimo, mi sta facendo il segno di una C con la mano. A beach volley chiamano i giocatori il video check, si chiama challenge, perché non c'è l'allenatore, e lei appena è finita l'azione, io ho fischiato, non ho ancora deciso, mi guarda e mi segnala la lettera C. Io in quel caso non avevo ancora deciso. Avevo capito e visto non benissimo che la giocatrice dall'altra parte aveva toccato la rete. Il segnale della giocatrice dall'altra parte è anch'io ho visto che ha toccato la rete, tant'è che ti chiamo subito challenge, e io invece non le ho dato tempo di chiamare challenge perché le ho dato il punto. Io lì ho deciso, ho avuto la conferma di quello che avevo visto. Ho visto toccare la rete, lei sta chiamando challenge perché è convinta che l'avversario ha toccato la rete, non te lo faccio chiamare challenge, ti do direttamente il punto. Casomai il challenge lo chiamerà l'altra squadra, ma io ero convinto di quello che stavo facendo. Quindi ho evitato tutto un processo inutile, lungo, decisionale, dando direttamente il punto dalla parte giusta, ma perché ho recuperato delle informazioni dal campo, ma grazie all'esperienza che ho acquisito in questi anni. 10 anni fa avrei dato punto ai gialli, alle gialle, sicuramente, 100%. Bene, e direi che possiamo chiudere. Ringrazio sinceramente Giuseppe. E, come ti chiami tu che sei intervenuto in aula? Matteo e Alberto, per aver insomma aggiunto qualche spunto alla conversazione. Grazie veramente, Beppe. complimenti per tutto quello che stai facendo e alla prossima. Grazie a te, grazie veramente. Bene, lo possiamo salutare con un applauso, direi. Grazie a tutti. No. Grazie a tutti. Ciao Giuseppe. Buona giornata a tutti. Ciao. 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 Arrivederci. Arrivederci. Ciao.